Benvenuti, oggi è giovedì 24 ottobre 2024. Il sole sorge alle 7:16 e tramonta alle 18:11. La luna si leva alle 23:49 e cala alle 14:34. Il santo del giorno è il vescovo Sant'Antonio Maria Claret. Il nome Antonio è di origine etrusca e significa colui che combatte. Oggi, 24 ottobre, è la giornata mondiale delle Nazioni Unite. La giornata mondiale dell'ONU è una ricorrenza internazionale che si celebra ogni anno per ricordare l'entrata in vigore dello Statuto delle Nazioni Unite, il 24 ottobre del 1945, ed è un'occasione per tutti gli Stati membri di ricordare quali sono i valori, gli ideali, gli obiettivi e le sfide che affronta l'organizzazione internazionale e qual è il loro peso sulla qualità della vita dell'intera umanità. Iniziamo dallo stilista statunitense Zac Posen, che oggi compie 44 anni. Si interessa subito al mondo della moda, disegna abiti per la sorella ed è proprio lei ad aiutarlo ad aprire la sua maison a soli 21 anni. Nello stesso anno, insieme con gli elogi dei media, arrivano le clienti importanti: Naomi Campbell, Jennifer Lopez, Beyoncé e molte altre. Tra i nati oggi anche l'americano attore Kevin Kline, che oggi festeggia 77 anni. Comincia in teatro, dove viene considerato uno dei più abili interpreti americani di Shakespeare, vincendo 2 Tony Awards. Ottiene un Oscar nell'89 per la sua performance in Un pesce di nome Wanda. Tra gli altri suoi film di successo ricordiamo La scelta di Sophie e French Kiss. Auguri anche all'attore Riccardo Rossi per i suoi 62 anni. Debutta al cinema con film come College e grandi magazzini. Alla fine degli anni '80 intraprende la carriera televisiva partecipando a Non è la Rai, Forum e Buona Domenica. Scrive e interpreta vari spettacoli per il teatro. Nel 2014 arriva il suo debutto come regista nel film La prima volta. Nel 2022 partecipa alla 3ª edizione di Il cantante mascherato. In un tranquillo giovedì di ottobre l'America si ritrovò a vivere quella che passerà alla storia come la Grande Depressione. Il 24 ottobre 1929 fu l'inizio della crisi di Wall Street. A determinarla fu la corsa alla vendita delle azioni, che portò al collasso del mercato. In pochi giorni andarono in fumo gli investimenti di 1 milione di americani, che per tanti rappresentavano i risparmi di una vita. Molti non restarono allo shock e si tolsero la vita gettandosi dai balconi del palazzo della borsa. Ma esiste una velocità limite per gli oggetti in caduta libera? Consideriamo la gravità come una forza di attrazione che fa cadere verso il suolo gli oggetti e mantiene la Terra in orbita attorno al Sole. La descrizione matematica di questa forza fu elaborata da Isaac Newton nel XVII secolo. La gravità accelera gli oggetti in caduta, che acquistano velocità avvicinandosi al suolo. Tuttavia, gli oggetti in caduta dopo un certo tempo raggiungono una velocità limite, e questo avviene quando l'attrazione gravitazionale verso il basso è bilanciata dalla spinta verso l'alto dovuta all'attrito con l'aria. Buongiorno ai 12. Oggi il pianeta Urano tiene banco nello zodiaco. Con il reticolato di aspetto che forma, mette in connessione quasi tutto lo zodiaco. E beh, cosa ci vuole dire il pianeta della velocità e del decisionismo? Scopriamolo insieme. Ariete, per voi il dinamismo e la velocità corrisponderanno a una serie di cose fattive molto importanti, proprio perché Urano esige una maggiore velocizzazione nel superamento degli ostacoli, con la coscienza sensibile di Nettuno, con la creatività di Plutone, ma soprattutto con l'alleanza
della Luna e del vostro caro Marte, che finalmente vi dà comunque indirettamente un assist risolutivo per tutti. Toro. Urano alberga nei vostri gradi e quindi è proprio da lì che deciderete di tirare le fila per tutta una serie di faccende variegate. Con Nettuno approfondirete un po' le dinamiche affettive ed empatiche, mentre con Plutone riuscirete a trasformare e ad agire finalmente su un qualcosa che speravate da tempo si risolvesse. Bene Toro, oggi è una giornata splendida, godetevela. Gemelli, per voi è un po' più interessante a livello psicologico tutto questo movimento che crea Urano, proprio perché vi sospinge a essere più veloci mentalmente, a voltare pagina, a sorvolare su cose che non vi riguardano più. Oggi un Gemelli decisamente più leggero e scanzonato, che non ha proprio voglia di prendersi in carico pensieri non suoi. Cancro, uno dei punti più stimolati da questo Urano, la congiunzione Luna-Marte nei vostri gradi è estremamente dinamizzata dal pianeta della forza di decisione, che vi spinge a prendere finalmente una decisione importantissima che cambierà la vita, seppure la quadratura con il Sole e l'opposizione con Plutone diranno comunque che non sarà semplice. Leone, giornata molto interessante per voi e tutti questi movimenti planetari che un po' vi pungono e vi sconvolgono. Oggi non è il caso di tenere fede all'agenda, agite a geometria variabile e adattatevi ad ogni cambiamento che vi verrà richiesto. Qualche piccola sensazione, un po' di allerta nel vostro cielo, la Luna sta per avvicinarsi e vi renderà più dolci, ma c'è tempo. Vergine, giornata oggi che vi aiuta non poco, proprio perché i pianeti sono molto benevoli con voi. In zona Cesarini vi danno degli assist importanti su discorsi un po' reiterati e lungaggini che finalmente si sbloccano. Coraggio Vergine, è il vostro momento per agire. Bilancia, parliamo d'amore con voi, è quell'Urano che oggi vi stimola comunque a fare del vostro meglio, a essere più veloci, a liberarvi da pensieri un po' troppo ricorrenti e a seguire un po' quella Venere un po' distante che aspetta un viaggio o una visita inaspettata. Scorpione, oggi il Sole brilla nei vostri gradi, forte e sicuro, anche se le quadrature con Marte e la Luna e con Plutone genereranno proprio quella crisi che tirerà fuori il meglio di voi. Ricordatevi che il vostro migliore alleato è proprio Mercurio, che forma degli aspetti solidi e concreti e qualunque cosa succeda vi potrete sempre ancorare a lui. Sagittario, anche con voi parliamo un po' d'amore, ma in termini un po' meno morbidi del solito. Venere fa il suo dovere, ma quadra con Saturno e volendovi ricordare che in amore, per dare il massimo, è utile abbandonare un po' tutte le aspettative che si nutrono nei confronti di un passato. Se veramente volete girare pagine, volete qualcosa del nuovo, lasciate andare via il vecchio. Capricorno, giornata molto interessante visto che Urano tocca anche Plutone, ancora ospite nei vostri gradi, una giornata decisamente molto interessante che potrebbe dare il via per tutta una serie di intrecci a delle situazioni inaspettate ma che vi faranno molto piacere. Luna e Marte stanno sempre in allerta, quindi non inarcate troppo il ciglio ma lasciatevi condurre dagli eventi. Il Sole vi fa sentire un po' stanchi in quadratura. Acquario, una giornata decisamente molto interessante per voi, proprio perché le dinamiche del cielo sono variegate come voi ed è proprio il vostro pianeta Urano a gestire un po' tutto. Oggi potete di tutto, anche se preferirete sfruttare delle piccole situazioni in vari ambiti. In amore c'è un intrigo al quale non saprete rinunciare. Pesci, decisamente molto interessante visto che anche il vostro Nettuno è toccato da Urano e anche lì l'anima vuole liberarsi, vuole dinamizzarsi, ma è anche il trigono con Marte e Luna che vi dice forza, ricreiamo quell'ambiente che abbiamo faticato tanto per costruire, una nuova voglia di rimodellare a vostro piacimento tutto l'ambiente circostante a voi. La disfatta di Caporetto fu la peggiore sconfitta per l'esercito italiano impegnato nella Prima Guerra Mondiale.
Il teatro degli scontri fu nella valle dell'Isonzo, al confine con la Slovenia, e l'esercito era guidato dal comandante Luigi Cadorna. Dopo 11 battaglie, il 24 ottobre 1917 gli austro-ungarici attaccarono Caporetto. Il bilancio fu catastrofico per gli italiani: 11.000 morti, 30.000 feriti e 300.000 prigionieri. Il presidente del Consiglio, Vittorio Emanuele Orlando, sostituì Cadorna con il generale napoletano Armando Diaz. Sembra che l'avvento del pane industriale a fette negli anni 50 abbia totalmente rivoluzionato il modo di vivere inglese. La frase "best thing since sliced bread", letteralmente la cosa migliore dopo il pane a fette, non ha un vero equivalente in italiano, ma tende a sottolineare proprio l'avvento di qualcosa di molto molto buono. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il folle di cui parleremo oggi è Plinio il Vecchio. Il 24 ottobre del 79 d.C. inizia l'eruzione del Vesuvio. Plinio è il comandante di una flotta e mentre i lapilli infuocati iniziano a cadere sui marinai, lui decide, con una barca a remi, di andare incontro al vulcano per assistere da vicino a un fenomeno tanto eccezionale. Ciò che lo spinge è il desiderio di salvare vite, ma soprattutto la sua curiosità di scienziato. Trascorre la giornata in casa di un amico e anche se sa che il loro destino è segnato, mostra tranquillità e si corica sereno. Dopo 3 giorni il suo corpo viene trovato intatto, con l'aspetto simile a quello di un uomo che dorme. Ci salutiamo con la frase del giorno: non c'è nessun male che non sia accompagnato da un po' di bene. E quindi oggi facciamo questo piccolo esercizio, cerchiamo di trovare il lato positivo di qualsiasi cosa ci accada. Io vi aspetto qui anche domani. Buona giornata e a presto!